Tutto pronto per la settima. Un bel confronto per anziani di categoria C e D. All'1 Dolomite VF, al 2 Axel degli Ulivi, 3 di Dei AS, 4 Dubai Jet, 5 Attic DL, 6 Vortice d'Amore. In seconda fila 7 Duchessa Griff, 8 Zandroz. Si ritrae Vortice d'Amore. Si parte con veloce Axel degli Ulivi che prende l'iniziativa. Ha sbagliato Dubai Jet, si presenta Attic DL 4, che va a chiedere Dubai strada Jet, squalificato. ad Axel degli Ulivi e probabilmente passerà. Terza posizione per Dolomite VF che precede Duchessa Griff, quindi di Dei AS rimasto al largo, ancora Zandroz e quindi alla retroguardia Vortice d'Amore. 15 per il lancio di Attic DL che ha preso la testa senza strappare e ora può guidare liberamente. Attic al comando, seconda posizione per Axel degli Ulivi. Dolomite VF si scopre in anticipo su di Dei AS, non vuole rimanere chiuso in corda Enrico Bellei, viene al largo dopo 400 metri in 30 e mezzo, di tutto comodo per il leader. Se ne vanno ora i 600 metri di corso passati in 46,3. Al passaggio davanti alle tribune guida Attic DL su Axel degli Ulivi, di fuori Dolomite VF, poi Duchessa Griff, seconda pariglia per Dei AS, ancora Zandroz e alla retroguardia Vortice d'Amore. 800 in un minuto e qualche spicciolo. Dolomite VF prova ad impegnarsi all'esterno di Axel degli Ulivi per andare a tiro del battistrada, il quale però ora sta accelerando. Frazioni in 14,2 per la curva di destra. Attic DL in vantaggio, all'esterno Dolomite VF, poi in corda Axel degli Ulivi a precedere Duchessa Griff, quindi di Dei AS. La retta di là in 14, ha sparato un 28,2 di quarto Attic DL che apre i rubinetti e scappa per far andare anche il cronometro. Attic DL che ha preso nettissimo vantaggio ad Axel degli Ulivi. Cala Dolomite VF, prova a venire a fare la riva centropista Vortice d'Amore. Attic DL che nel finale viene a vincere in scioltezza. Attic DL, visto nella miglior versione, porta a casa la vittoria su Vortice d'Amore che corre benissimo al secondo. Al terzo Axel degli Ulivi, 27,6 ad arrivare, 55,8 per gli ultimi 8. Attic DL facile al traguardo. Fausto Barelli al training per i colori di Erasmo Rea e la guida di Pietro Gubellini. Percorso di testa per il figlio di Luc Destar e Illusion Optique, plurivincitore classico. Rivisto ancora una volta al meglio, presentato dal Bareggio Team. Pietro Gubellini, Fausto Barelli, Erasmo Rea.